Euroregione News. Centri commerciali propositivi. 13 isole di specialità lattiero-casearie rappresentative di Veneto e Friuli Venezia Giulia sabato 5 e domenica 6 aprile dalle ore 11 alle ore 19 nella galleria del centro commerciale Adriatico 2 a Portogruaro. Una sorta di festival dei sapori genuini attraverso i formaggi guidato dallo chef Graziano Manzatto e dai produttori con lo scopo di far entrare in contatto i consumatori con la gastronomia tipica e di qualità. L'iniziativa rientra nel calendario degli eventi di questo centro commerciale che così diventa piazza, luogo di incontro, di confronto, di promozione e di informazione e non solamente luogo di servizi e prodotti in vendita. Sarà allestita un'area degustazione gratuita dove i referenti dei caseifici illustreranno i propri prodotti e consiglieranno l'assaggio abbinato a mostarde, marmellate e mieli affiancati da chef e giovani allievi del CFP Lepido Rocco. In esposizione anche un tagliere di formaggi tra i più grandi d'Italia, diverse sculture di formaggio e opere artistiche di maestri pasticceri. Quiz, musica e spettacoli per bambini sono invece la proposta del Tiare Shopping di Villesse. Dopo lo spettacolo di ieri del comico mago Francesco Scimeni, oggi giovedì alle 19:30 si esibiscono i Remengo Brothers, un gruppo originario di Cormons, e domani e tutti i venerdì i quiz del cervellone, mentre lunedì alle ore 18:30 un nuovo appuntamento dedicato ai bambini con il gruppo magico triestino. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.